24.000 dollari. Ancora non è arrivato il momento di potenziare il petrolio e il carbone. Continuiamo con i cittadini. Vediamo fino a che punto possiamo avvicinarci al carbone. Già abbiamo sfiorato la zona del carbone, quindi ragazzi basta così. Meno male che mi sono fermato in tempo. E adesso faremo un pochettino la barba alla zona del carbone e andremo a costruire, cioè a recintarla per capire fino a che punto possiamo andare. E noi possiamo muoverci lungo questo perimetro, lungo questa frontiera. Quindi andiamo così. Perfetto, quella è la zona off limits che non possiamo popolare. Tutte le altre zone possono essere popolate. Quindi aggiungiamo un altro po' di abitazioni da questa parte. Altra stradina che va a tagliare qua. Facciamo la barba al precipizio e ci andiamo a unire senza fare troppi su e giù, se no le persone qua stanno male. Eccoci qua, un ponticello. Guardate che figo questo ponte. Eccolo qua. Ma qua non può essere popolata la zona però, vediamo. No, qua sì però. Sì, dobbiamo tagliare un attimino questa strada perché no, non voglio distruggere niente. Dobbiamo fare tutto il giro. Tagliamo questa stradina. Troppo qua. Allora, piano, piano che stiamo andando troppo veloci. Allora, qua che cosa c'è? Purtroppo è sera. C'è, ma la zona è molto scoscesa. Non possiamo fare niente. L'unica cosa è fare così. Niente ragazzi, facciamo un attimo. Devo pensare a qualcosa. Intanto questa zona la popoliamo. Dobbiamo necessariamente creare uno sbocco per le persone che purtroppo non riescono a scendere. L'unica salita è questa e c'è troppo traffico. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. Ecco, se riusciamo a spendere tutti. Ecco, guardate un po' della bella galleria che potremmo fare, ragazzi. Una galleria del genere risolverebbe i nostri problemi di traffico. Guardate un po', una galleria sotterranea da questa parte, che parte di qua. Un'altra galleria sotterranea che esce di qua, per esempio, o di qua. Ecco, sottoterra, passiamo. Ecco, ci servono un bel po' di soldi. E addirittura potremmo collocarne un'altra da quest'altra parte, per esempio. Vediamo un po'. Sottoterra, sempre. Per esempio così pure, guardate un po'. Vabbè, sovrapposizione stradale, poi ci saranno. Vabbè, comunque si può fare, si passa da sotto. Per adesso il traffico è quello che è. Per cercare di ridurlo un po' collocheremo un'altra strada con un ponticello di qua, per cercare di rendere la via molto più libera. Si scenderà intanto un attimino anche di qua. Ecco qua, poi queste strade le rimuoveremo. Intanto sono arterie momentanee per cercare di velocizzare un po' tutto. Intanto ancora popolazione. Qui mi sa di no. Allora, chiudiamo di qua. Aggiungiamo qualche parco. Per esempio parco da questa parte, per aumentare la felicità delle persone, visto che siamo in una zona un pochettino particolare. Bene ragazzi, 17.000 abitanti. Siamo, come dire, stiamo andando alla grande. Adesso possiamo un po' potenziare la nostra produzione di petrolio. Vediamo di aggiungere nuove trivelle alla nostra zona di estrazione. Ne aggiungiamo una e due. E visto che abbiamo ancora un po' di soldi, ne aggiungiamo un'altra e un'altra. E ormai la finiamo definitivamente. Ne aggiungiamo un'altra ancora. E appena raggiungiamo 10.000 vediamo di potenziare il deposito. Adesso abbiamo aggiunto altri pozzi di estrazione, e così sicuramente riusciremo ad avere il doppio della produzione. Prima avevamo 6.000 barili al giorno. Adesso vedrete un po' come aumenterà lo stoccaggio di greggio nella nostra zona. Intanto continuiamo così. Cercheremo adesso di spostarlo a tutta forza. 4.000 barili. Le merci sono purtroppo al massimo. Aggiungiamo un altro magazzino di merci per cercare di esportarle verso fuori. Queste industrie ormai vanno più che bene. C'è troppo lavoro. Qua cosa dice? Ah sì. No, un attimo. Ci sono problemi a livello di sanità. Che cosa succede qua? La capienza è massima. Aggiungiamo un altro edificio ospedaliero per cercare di curare più persone contemporaneamente.
Intanto qua la situazione sta andando benissimo. Cerchiamo di aggiungere altre case sul versante occidentale. Perfetto. Cosa c'è qua? Che è una maceria? Ah, un po' di macerie. Allora ragazzi, perfetto. Abbiamo fatto tutto. Spazzatura. Allora, cosa c'è qua che non va? Ah, problemi con le acque reflue. Compriamone un po' da Pipa Universe, che si trova a un paio di miglia da casa nostra. Così possiamo stare tranquilli. Ancora ci sono tante altre persone che offrono trattamento di acque. Meglio ragazzi mandare le acque da qualche altra parte. Non voglio inquinare la mia zona, anche se questa zona è inquinata, però non voglio inquinarla di più. Allora, vediamo un po'. 20.000 abitanti, stiamo crescendo rapidamente. 38.000 dollari. Benissimo, avete visto ragazzi come ci stiamo riprendendo pian pianino da quel periodo di crisi. Intanto qua c'è qualche cosa che non va. Che cosa c'è? L'inceneritore sono sorpassati. Vediamo un po'. Un ottimizzatore della spazzatura. Potrebbe essere ottimo ma io non voglio occuparmi della spazzatura. Vediamo se qualcuno può aiutarci. Edificio in fiamme. Una cosa del genere in fiamme. Ma come fa? Allora, i lavoratori che stanno morendo. I merci vanno bene. Gli affari vanno discretamente. Certo, basta con le fabbriche però. La zona per le merci è qui. Gli affari vanno discretamente. Credo che con i negozi siamo anche a posto. Tutti vanno qui perché sono gli unici negozi della zona. Basta così, credo. Sì, sì. I pompieri vediamo se riescono a spegnere qua l'incendio. Si sono riusciti a spegnerlo. La casa è caduta in rovina. Allora ragazzi, ancora petrolio? Vediamo se... Oppure miglioriamo la centrale di carbone. Io dico di portare avanti il petrolio perché costa di più per adesso. Allora, aggiungiamo un'altra raffineria, una parola grossa. Un'altra zona, un altro pozzo petrolifero, non mi veniva. Così. E poi ci lanceremo sulle pompe petrolifere potenziate. Però l'avevo voluta collocare così vicina in modo tale da... Che cosa c'è qua? Ah, giusto. Allora, aggiungiamo un paio di camion. No, non ne posso collocare altri, non mi dire. Aspetta, neanche tipo qua. Aspettate una prova, facciamola così. Neanche qua. No, e adesso? Siamo rovinati. Ah, la produzione è ferma perché... Non mi dite che è anche pieno qui, attenzione ragazzi, Ecco. Abbiamo 2 camion per le consegne. Eccoci qua. E il traffico deve essere migliorato necessariamente. Allora, necessariamente qua adesso portiamo il petrolio. Però dobbiamo aggiungere qualche zona per i camion. Ecco, ne portiamo un bel po'. Tutti i camion pronti, devono esportare le merci al massimo. Perfetto. Qua siamo in funzione. Un modo lo troveremo però per risolvere questo problema. Cosa c'è qua ancora con le acque reflue? Vabbè, ma le stanno trattando nella regione. Potete vedere i liquami escono fuori da questa parte. A livello di energia stiamo andando alla grande. Perfetto. Qui la popolazione sta andando benissimo. Volevo un pochettino risolvere questo problema dei camion. Vediamo un po'. Come faccio? La zona qua è occupata. Ah, ecco, si potrebbe fare così. Va bene, per adesso no. Bene ragazzi, allora, non c'è spazio sufficiente per aumentare la densità, come ovviamente volevasi dimostrare. Queste zone piccoline non c'è spazio. Vediamo un po' la popolazione come va. 10 barili al giorno di greggio. Benissimo. La popolazione qua sta arrivando. Le fabbriche stanno andando benissimo. Abbiamo tutti questi gran soldi, quindi ancora ragazzi vediamo di poter... Allora intanto i camion li mettiamo
subito. Eccoli qua. E adesso aggiungiamo qualche nuova pompa petrolifera. Per esempio una qui, una qui, un'altra qui. Questa zona è rimasta un po' non sfruttata, però dobbiamo cercare di sfruttarla al massimo. Allora, altro petrolio in arrivo. Ok, questa è una zona. Guardate un po' il traffico. Invio delle acque, le stiamo trattando. Ok. Cosa succede qui? Carenza di acqua. Ah, giusto, dimenticavo. Adesso c'è il problema anche dell'acqua. Vediamo un pochettino come possiamo fare. Andiamo a collocare, ragazzi, un'altra cosa. Facciamo un altro miglioramento. Allora, aggiungiamo un pezzettino di strada qui, proprio nelle vicinanze. Anzi, più che altro questa gran stradona. Andiamo ad aggiungere la stradina proprio piccolina. Eccola qua. E andiamo a chiudere così. E qui aggiungiamo delle pompe dell'acqua. Ecco, per esempio questa. Adesso il problema dell'acqua dovrebbe essere risolto. E infatti sì, l'acqua finché possiamo sfruttiamola, poi necessariamente la compreremo. Intanto sempre questi pompieri. Va bene, $38.000 ancora. Zone di estrazione per il petrolio. Aumentiamo, ragazzi. Vediamo di farlo per bene, per farci entrare qua dentro. Ok, 1, 2, 3 e 4. Continuiamo ad estrarre. È la nostra risorsa principale, quindi sfruttiamola più che possiamo. Guardate quanti edifici in fiamme che ci sono. Questi incendi. Ho distrutto 3 case inutili perché sono stato attento. Carenza di acqua. E l'acqua adesso come? Dai che sta arrivando. No, non cerchiamo di cercare scuse inutili, perché l'acqua sta arrivando. Altri $18.000. Credo che qua siamo quasi arrivati al massimo per quanto riguarda le estrazioni. Possiamo aggiungere un'ultima pompa petrolifera qui. Perfetto. E adesso con i prossimi $10.000 che avremo cercheremo di mettere qualche camioncino magari qua per cercare di esportarlo prima. Ecco, per esempio. Vediamo un po'. Ecco, perché prima me l'aveva fatto fare, adesso no? No. No? Dove lo posso mettere? Forse deve essere vicino. Forse qua. Ah, ecco. Qua sì. Qua no, vero? Vabbè, ragazzi, cancelliamo queste strade inutili qui. Allora ragazzi, mi sa che per oggi può bastare. Siamo riusciti ad andare molto avanti. Potete vedere che abbiamo potenziato al massimo la nostra estrazione di petrolio. Abbiamo riempito tutto il magazzino commerciale, come potete vedere. Quindi necessariamente lo esportiamo all'estero. Mettiamo adesso immediatamente un altro magazzino. Anzi, al più presto aggiungerò un deposito commerciale. Lo collocherò qua sopra con la zona di scambio merci con i treni, per cercare un po' di esportare il petrolio più rapidamente tramite i treni. Perfetto. Benissimo. Allora, mi sa che abbiamo un po' fatto tutto quello che dovevamo fare. Ci becchiamo al prossimo gameplay. Ciao a tutti.